Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video dedicato al mio primo romanzo, il secondo libro, Antonio Rizzi, La Innocenza della realtà. E quindi niente, continuiamo con questa serie di video in cui appunto io vi parlo capitolo per capitolo appunto del mio primo romanzo e raccontandovi appunto le vicende di questo giovane siciliano che in seguito a una serie di vicende verrà coinvolto sempre più nel mondo malavitoso, prima di Corleone e poi successivamente di New York. Quindi oggi cominciamo, farò un video che avverto, farò un video molto breve perché non ho tempo, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile. Oggi appunto vi andrò a analizzare il capitolo 8 e come ho detto questi video li faccio capitolo per capitolo, però appunto questo video, generalmente quando parlo dei capitoli non mi limito a fare solo un video, anche specialmente se è un capitolo di più di 10 pagine, quindi come nei recenti, per esempio quando sono andato ad analizzare i precedenti capitoli appunto ho suddiviso i capitoli per esempio in 3 video diversi. Adesso oggi comincerò a leggere e appunto analizzarvi il capitolo 8, però probabilmente anche il capitolo 8 lo dovrò dividere in 3 parti, considerando che oggi appunto vi leggerò soltanto qualche pagina perché ho poco tempo. Comunque, detto questo, spero niente ragazzi, quindi spero che questo video vi piaccia, quindi commentate sempre numerosi, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace. Poi io qui sotto in descrizione vi lascerò un link in cui potete seguirmi sia sul mio profilo Facebook che sul mio sito web ufficiale. Poi ovviamente vi ricordo che se volete acquistare una copia di Antonio Rizzi, L'Innocenza della realtà, il mio primo romanzo e il secondo libro, la potete trovare nella nostra enoteca di famiglia, la Bottega del Vino. E noi siamo a San Baudo, provincia di Latina, Corso Vittorio Emanuele III, numero 55. San Baudo, provincia di Latina. Altrimenti la potete provare a cercare magari in qualche libreria edicola dell'Agro Pontino, perché ovviamente qualche rivista c'è sicuramente, però se venite nella nostra enoteca io ve lo vendo personalmente, ve lo firmo personalmente ed è molto più facile trovarlo, anche perché insomma io non sono uno scrittore famoso, insomma, diciamo sono le prime armi. Comunque bando alle ciance, quindi vi analizzerò brevemente le prime pagine dell'8° capitolo che va ad aprire, come posso dire, diciamo fa partire la seconda parte della storia, perché comincia la storia ambientata a New York, quindi 10 anni dopo le vicende di Corleone che sono analizzate nei primi 7 capitoli. Quindi la storia comincia quando appunto Antonio Rizzi si è trasferito ormai a New York dopo la strage della sua famiglia, dopo la morte di suo padre e di suo fratello e probabilmente anche, almeno di quello che suppone lui, anche di sua madre, per sfuggire a Francesco Ciglia e al suo fidato braccialesto Carlo Sebastiani. Lo stesso Antonio Rizzi vive in America e successivamente viene adottato, vive nella casa di Anna, che non è altro che la sorella di Graziano, uno dei migliori amici dello stesso Nino Rizzi, il padre di Antonio e di Carmela Rizzi, la moglie di Nino e la madre di Antonio e di Michele, il fratello maggiore di Antonio. Antonio è riuscito a fuggire dalla Sicilia da Corleone grazie all'aiuto di quest'uomo, di Graziano, e di altri 2 uomini, Andrea e Massimo. Grazie al loro aiuto lui riuscirà a fuggire a New York facendo perdere le sue tracce dopo la strage della sua famiglia per colpa di Francesco Cini. Riuscirà a sfuggire a Francesco Cini e vivrà sotto il tetto di una donna chiamata Anna, che non è altro che la sorella dello stesso Graziano, che lo adotterà come suo figlio. Qui appunto cambierà identità grazie ai suoi nuovi documenti falsi, che sono stati dati, diventerà Philip Morris, continuerà a frequentare la scuola ma presto la lascerà perché capirà che quello non è il suo destino, che l'unico modo per sopravvivere, avendo comunque capito che vivendo onestamente non sarebbe andato molto lontano, quindi comincia a frequentare gli ambienti malavitosi lui stesso, fa delle amicizie, alla fine viene notato dallo stesso Vince Gentile, cioè il principale boss mafioso di New York e anche il principale socio d'affari di Francesco Cini. Ma non è spinto solo da questo, è spinto anche da un forte desiderio di vendetta nei confronti dello stesso Cini, dell'uomo che appunto ha sterminato la sua famiglia. Quindi, detto questo ragazzi, quindi cominciamo ad analizzare l'8° capitolo, che comincia appunto a pagina 104. Erano passati oltre 10 anni da quando Philip Morris, alias Antonio Rizzi, aveva lasciato la sua città natale di Corleone per trasferirsi a New York dopo il massacro della sua famiglia. Ormai aveva 22 anni, aveva completato gli studi e si era diplomato brillantemente. Dal giorno che aveva lasciato sua madre e i suoi amici, viveva una sorella di Graziano, Anna, che la considerava quasi una madre acquisita. Anna era stata informata dal fratello della triste storia di Antonio e si era mostrata sin dall'inizio molto gentile e affettuosa nei confronti del ragazzo. Era una donna tutta a casa al lavoro e non si fermava mai, e questo le permetteva di stare poco con Philip, ma non gli faceva mancare nulla, sia per quanto riguarda qualcosa di materiale, sia per quanto riguarda qualcosa di effettivo. All'inizio era stato molto difficile per Philip abituarsi alla vita americana, così diversa da quella statica di Corleone. Era tutto un altro modo rispetto a quella semplice vita di campagna alla quale lo stesso Antonio era abituato 10 anni prima. Lui era vissuto in un mondo completamente diverso. Da quando era andato a New York
aveva affrontato una realtà completamente diversa che quando viveva a Corleone non poteva minimamente immaginare. Lui aveva stretto ottime amicizie, ma Philip non poteva dimenticare che Antonio Rizzi aveva perso suo padre, suo fratello, e non sapeva più nulla di sua madre. Il suo desiderio di vendetta ardeva ancora forte dentro di lui ed era convinto che proprio quella grossa metropoli americana che era New York, che Francesco Cili che curava i suoi affari. Del resto aveva capito che il suo business di copertura dell'olio d'oliva passava per la città statunitense e sicuramente presto Cili si sarebbe fatto vivo, però per ora non aveva saputo nulla e quindi non gli restava altro che aspettare e covare ancora di più altro senso di odio e di vendetta. Anche il fatto che ormai Anna considerava veramente Antonio come sangue del suo sangue, quello continuava a ripetergli di trovare un lavoro e così dimenticare il suo passato in Sicilia. Il diploma che aveva conseguito al liceo tecnico aveva aperto le porte, scusate ragazzi, in molti campi, ma Antonio non aveva ancora scelta. La verità è che Philip non voleva scegliere. L'unica strada che gli sembrava quella giusta era quella della criminalità, perché non solo perché era mosso da un forte desiderio di vendetta, perché non vedeva come altra strada quella della criminalità dopo tutta la tragedia che si era abbattuta nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia. Aveva capito quanto fosse dura la vita e che l'unico modo per affrontarla fosse appunto entrare in un mondo che si opponeva apparentemente alla legge. Philip Morris viveva ormai da 10 anni in una delle città più importanti del mondo. Le cose orribili che aveva visto l'hanno fatto crescere, hanno fatto capire quanto fosse dura la vita, ma anche insomma che anche la sua vita non poteva essere quella di una persona normale. Non riusciva a vedersi sposato con dei figli, non riusciva a vedersi con un lavoro da cui tornava a una determinata ora, gli permetteva di giocare a pallone con degli eventuali figli. L'unico futuro che Philip vedeva per lui era un lavoro che andava contro la legge, una via pericolosa, ma una delle poche dove alla fine avevi la certezza di mettersi un bel gruzzo in tasca e avere amici importanti ed essere quindi immune dalla legge. E questa è l'unica strada che Philip Morris riusciva a vedere nella sua vita, quella di fare il delinquente pur di intascare un po' di soldi. Dopo gli studi, all'insaputa di Anna, si incontrava con i fidati amici Nick e Roger e commetteva piccoli furti. E tutto questo che Philip non lo faceva certo per sfidare Anna. A lei era molto grave, lo faceva perché non vedeva quale altra direzione potesse prendere la sua vita. Quel giorno dopo pranzo Philip disse a Anna che andava a fare il gioco di amici. Anna non ci vise nulla di sbagliato, gli permise di uscire. Forse non l'avrebbe fatto se aveste visto che Nick e Roger aspettavano Antonio, che Philip, e aveva un borsone vuoto. L'ideale di nascondere qualcosa che non di illegale. Ci hai messo molto stavolta Philip, disse Nick. Dei due era il più grosso e il più deciso a compiere un'azione legale. Nick, a differenza di Philip, era nato a New York, anche lui era nato in una famiglia povera. Anche lui aveva perso sua madre, ma per colpa di un cancro. Per quanto riguarda suo padre, lavorava tutti i giorni, non aveva molto tempo per sapere cosa facesse suo figlio. Sì, lo so, rispose Philip all'amico. È che devo essere discreto, Anna non deve scoprire quello che faccio. Hai fatto bene, di Philip, gli disse Roger, l'altro suo amico. Era più abbasso di Nick, ma molto più riflessivo e molto meno impulsivo di lui. I tre era sicuramente la mente del gruppo. Direi che possiamo andare. Cosa facciamo oggi? Chiese Philip. Qui dentro ci sono un sacco di farmaci, se ci mettiamo in un punto buono possiamo prendere parecchi. A Rota di Maracca c'è un sacco di gente che ama drogarsi con antidepressivi e sedativi. Andiamo, forza, disse Philip, e gli altri due quindi lo seguirono. Quindi appunto ragazzi, queste sono le prime 3 pagine dell'8º capitolo. Ovviamente il capitolo dura molto di più, ma oggi appunto ho dovuto fare un video più breve perché non ho tempo, quindi ho dovuto essere più sintetico possibile, quindi però spero che abbiate apprezzato lo stesso. Quindi niente, vi invito a seguire il prossimo video dove analizzerò la seconda parte dell'8º capitolo, probabilmente ci sarà anche una terza parte dell'8º capitolo che sarà tra 2 settimane. Quindi niente, spero che vi sia piaciuto questo video, commentate sempre numerosi, iscrivetevi al mio canale e quindi niente, a presto ragazzi. Seguitemi sempre sul mio sito web ufficiale e sul mio gruppo Facebook. E se volete una copia di Antonio Rizzi della licenza dell'Altà la potete trovare alla bottega del vino a Sabota, provincia di Latina, corso di Termine Terzo, numero 55. Ciao ragazzi, a presto.